dato che diciamo la pandemia ha sicuramente contrassegnato in maniera forte il mondo del welfare, il mondo dei servizi, in questo momento sta avendo anche una forte implicazione sul riassetto degli interventi che possono rientrare nell'ambito del welfare. E conseguentemente questo va ad incidere anche sul fabbisogno formativo ed ancor prima del fabbisogno formativo sulle potenziali figure che possono emergere da corsi come quello che noi organizziamo a Ca' Foscari relativo ad un master di secondo livello in management del welfare e del terzo settore. Mi soffermerei infatti anche su questo titolo che ha già subito un'evoluzione rispetto alle prime edizioni, considerando l'inclusione esplicita che abbiamo voluto fare delle organizzazioni del terzo settore che tanto importanti appaiono proprio all'interno del contesto. Nel nostro master avevamo cercato di formulare una progettazione che queste declinazioni le prendesse tutte in considerazione, partendo dal welfare aziendale, continuando con il welfare territoriale, il welfare pubblico e così via. Quindi noi abbiamo cercato di costruire un prodotto che che fosse in grado, ecco, di abbracciare tutte queste declinazioni e queste categorie di welfare. C'è da dire che il termine welfare ha sicuramente continuato a subire delle interpretazioni credo anche troppo estensive e gli stessi approcci oggi sembrano differenti per poterlo comprendere e quindi anche poter immaginare dei profili professionali che operino all'interno del contesto di welfare. Ecco che questo ci induce a un ripensamento anche del corso che noi avevamo progettato prima della pandemia. Stiamo cercando indubbiamente di fare una profilazione di questa figura o di più figure che possano emergere dal master. Senz'altro una delle condizioni essenziali è fornire competenze da utilizzare immediatamente nel mondo operativo uscendo dal master. Questo è l'intento di un corso di alta formazione, qual è appunto un master di secondo livello, accarezzando anche l'idea che il master possa essere collocato anche ad un primo livello per consentire l'accesso a chi possiede soltanto la laurea triennale. E questa è anche una delle ipotesi che stiamo passando al vaglio. In tal senso, questa edizione del master, per esempio, la prossima sarà imperniata su un programma che è già stato modificato e che contempla le diverse caratteristiche del welfare, così come è sempre stato, ma che dedica anche un ampio spazio al terzo settore, alle organizzazioni del terzo settore e anche a tutta la parte normativa e fiscale del terzo settore, cosa che è assolutamente importante nella disciplina, appunto, o nelle discipline che noi proponiamo in questo corso di studi.
Al momento appunto stiamo lavorando con altri colleghi del Dipartimento di Economia proprio perché si possa creare un prodotto che sia il risultato del Dipartimento di Management, che è l'attuale proponente del master, giuntamente con il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari. Abbiamo attivato con il collega, il professor Stefano Campostrini, la dottoressa Maristella Zantedeschi, un tavolo al quale stiamo nel momento portando le nostre riflessioni e il coinvolgimento di stakeholder che noi consideriamo cruciali per poter costruire un percorso formativo che meglio si attagli alle aspettative del contesto esterno e quindi degli stakeholder, anche perché intorno al master vorremmo costruire anche diciamo delle appendici relazionali su cui il master stesso poi si poggerà nel futuro e che fungano da canali di alimentazione del corso. Ecco, questo è, diciamo, un effetto della formazione che poi ha delle ricadute, ecco, sulla terza missione dell'università. Quindi noi cerchiamo di contemplare più finalità, più obiettivi con l'attivazione di questi tavoli che al momento ci hanno visto con dei primi confronti con importanti interlocutori appartenenti al mondo della cooperazione, per esempio. Adesso proseguiremo in questa direzione per cercare di proporre un disegno riadattato rispetto a quanto è emerso o emergerà, ecco, ancora in questi tavoli. Il nostro obiettivo, torno a ripetere, è quello di creare delle figure che possano essere immediatamente a disposizione del sistema, portando idee, portando innovazione, portando anche approcci e metodi differenti rispetto al passato, perché quello che io ho potuto constatare nelle ultime edizioni e poi già sentendo gli interlocutori sociali è l'estrema necessità di fornire delle competenze in materia gestionale, economica e anche di natura sociologica alle figure che operano nell'ambito del welfare e che si pongono anche come manager del welfare, cercando di uscire da quello schema tradizionale che vuole il welfare manager come figura semplicemente di snodo all'interno dell'organizzazione per costruire servizi o pacchetti di servizi da diciamo proporre ai dipendenti all'interno delle imprese, all'interno delle organizzazioni. Ecco, quello è un perimetro che noi abbiamo già superato sin da subito. Come dire, non volevamo che la figura professionale del master, costruita dal master, fosse una figura relegata soltanto al ruolo di manager di servizi di welfare internamente all'azienda, ma volevamo che fosse una figura onnicomprensiva, multitasking, ecco, multidisciplinare, volevo dire, e multitasking nel senso con più competenze da mettere a disposizione del sistema.
certamente oggi con diciamo una riforma che finalmente è entrata a regime o sta entrando a regime del terzo settore. Ricordo appunto l'entrata a regime del registro unico. Eh, con l'avvento anche di nuove possibilità di intervento da parte di enti e organizzazioni non profit, diciamo una maggiore identità che sta assumendo la stessa figura dell'impresa sociale, e questo è molto importante per il nostro master perché una componente di interventi da parte di imprese sociali, nonché lo stesso concetto di innovazione sociale è preso in considerazione dal welfare, credo che diciamo, sia molto importante progettare e adattare questi corsi di formazione sempre più a necessità, a fabbisogni che soltanto il mondo operativo può manifestare. Quindi la progettazione, l'elaborazione, la costruzione di queste figure deve esattamente avvenire in collaborazione con il mondo operativo e con le organizzazioni che ne prendono parte. E in questa direzione noi stiamo andando, non ci siamo mai scostati, anzi abbiamo rimesso in discussione alcune delle cose che ritenevamo fondamentali per poter venire incontro sempre più alle attese del contesto nel quale il contesto anche territoriale, nazionale, ehm, in cui il master è destinato a portare il suo contributo. Ecco.